cucina è invenzione. Non vedo sempre limitarli. La cucina è invenzione, bisogna inventare. Allora, vediamo un po'. Io diciamo che già ho in mente qualcosina, però è tutto da vedere. Un attimo che studiamo un po', perché non so come poi esce, penso che esce buono, però tentiamo. Voilà, allora ragazzi, quello che ho a disposizione oggi è questa fetta di vitello. Possiamo... Allora, abbiamo questa fetta di vitello e 2 costolette di agnello. Quindi al limite potrei fare così: questa la battiamo un po' e ne prendiamo la metà insieme a due di questi, li tritiamo e facciamo un ragù d'agnello in bianco, accompagnato con una carota, il dado, la cipolla, un po' di porro, un po' di sedano, non ce l'ho, abbiamo il dado, il vino, quindi con il dado possiamo fare il brodo che accompagniamo. Facciamo così, facciamo delle pappardelle e poi stasera mi mangio la cotoletta. Quindi la batto così, la taglio e mezza la metto nell'uovo, così stasera mi faccio la cotoletta magari con 2 crocchette. Ok? A più tardi. Voilà, un uovo, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di formaggio e ci mettiamo questa mezza cotoletta che comunque è grande, non è che è piccola. Un uovo, ci schiatta mai, a così stasera ci facciamo una cotoletta, 2 crocchette e hai fatto pure la cena per stasera. Voilà. È battuto, metà l'ha già utilizzata così. Così diamo pure la possibilità all'uovo, alla carne di assorbire l'uovo, così è una bella gustosa. Adesso mettiamo un po' di pellicolato, ma lo schiattiamo in frigorifero e ci pensiamo a stasera. Voilà, come vedete abbiamo macinato a coltello l'agnello e mezza cotoletta, come vedete per una persona è abbastanza. Allora abbiamo quindi poi preso la nostra cipolla, il porro, le carotine e visto che stava cuocendo dei piselli mettiamo anche dei piselli. Adesso una padella calda ed andiamo ad inserire dell'olio che non scende. Voilà, quindi aspettiamo che diventa un po' caldo l'olio. La prima cosa che andremo proprio a cuocere sarà proprio la nostra carne, quindi cominciamo a dargli la doratura perché la carne impiega molto più tempo rispetto agli altri legumi e quindi possiamo inserire la carne e per esempio anche le carote, perché le carote pure impiegano un po' di tempo di più a cuocersi. Dopodiché possiamo aggiungere gli altri ingredienti. Quindi andiamo a togliere la carne. Oggi sono molto ma molto disordinato. Molto disordinato. Allora, quindi andiamo a mettere la carne. Sale profumo, ok. Alziamo un po' la fiamma e cominciamo a cuocerla per bene. Non la girate sempre perché altrimenti non si cuoce, deve risultare croccante. Adesso andiamo a creare un brodo Allora, adesso andiamo a creare un brodo di carne che ci servirà sia per cuocere la pasta e sia per dare più forza al nostro ragù.
quindi andremo a inserire un dado dove poi andremo a cuocere la pasta qui, quindi dobbiamo aspettare che si riscaldi un po'. Adesso iniziate a girare. Si sente un odorino, ragazzini miei, vedete come si cuoce subito. Allora è tempo che andiamo a mettere il dado qui nell'acqua calda. Voilà, quindi abbiamo messo il dado nell'acqua, un metodo per cambiare senza fare casino con un fuoco alto e un fuoco basso, utilizzare due fuochi, uno basso e uno alto. Quando è arrivato il momento che la carne ha incominciato a cuocersi e a rosolare per bene, potete inserire le carote. Adesso facciamo cuocere un paio di minuti le carote, semplicemente perché richiedono un po' più di tempo rispetto alle altre verdure. I piselli andremo ad aggiungere proprio alla fine. Quindi fate cuocere bene le carote, le fate ammorbidire un po', dopodiché aggiungete il burro e la cipolla, fate cuocere per 2 minuti e dopodiché aggiungete poi il vino e quindi fate sfumare tutto il vino. Nel frattempo che fate questa operazione l'acqua è andata in ebollizione, quindi man mano aggiungete un poco di brodo e fatelo sempre restringere, quindi quando si restringe aggiungete un altro poco di brodo, lo dico con la R liscia. Logicamente voi dovete tenere conto che quando fate quantità che sono molto superiori, quindi per una famiglia, questo è per una persona, quindi è una cosa che subito si fa perché le quantità sono piccole, però quando fate per una famiglia voi nel brodo fate cuocere almeno un'oretta, perché logicamente la quantità della carne è molto di più, quindi invece stando solo io, vedete tutto questo poco di carne già comunque alla fine potrebbe essere cotta. Allora a me manca il sedano, però poi logicamente andrò a mettere il prezzemolo, quindi le spezie ci vogliono, quindi sale, pepe, tutte le cose che servono normalmente. Voilà, sale, pepe, prezzemolo, quindi abbiamo aggiunto i porri. Adesso li facciamo cuocere un poco in modo che loro cacciano tutta la loro acqua di vegetazione. Quando si sono un po' ammosciati andiamo ad aggiungere logicamente anche sale e pepe, prezzemolo. Quando si sono un po' ammosciati andiamo ad aggiungere un bel bicchiere di vino bianco. Voilà, arrivato a questo punto che devo aggiungere il vino bianco e mi serve praticamente la sostanza, mi serve il fuoco, veramente quello grosso, giusto per farlo sfumare 20 secondi, cambiamo un attimo e andiamo a mettere quindi il vino, in questo caso un misto rosato, un poco dentro e un poco nella voilà. Facciamo quindi sfumare il vino, qui facciamo un po', no. Quindi facciamo sfumare il vino, ma mo ci schiattiamo un poco, un po' qua e ruamiamo. Parebbe brutto se lui non l'ha vinto, sì. Allora adesso facciamo asciugare tutto il vino e aggiungiamo un po' di brodo. A fiamma bella alta,
Allora, in questo caso qua, alla fine io vi consiglierei molto il romano, perché il romano con l'agnello spacca di brutto. Quindi il romano è il più indicato, però se non lo avete mettete un po' di parmigiano da mantecare con il parmigiano, però comunque il romano è proprio azzeccato proprio a tutte e due, sia al vitello che principalmente all'agnello, esalta il gusto dell'agnello. Allora, quando vedete che si sta asciugando per bene, noi mettiamo il mestolo. Quindi un mestolo e fa da asciugare. Nel frattempo possiamo anche inserire i nostri piselli, siccome lì ce ne sono da fatti, li vado a mettere pure praticamente alla fine. Piselli, romano, ciazzetta, è un bel piatto questo, secondo me viene buono, non lo so, è tutto un esperimento, vediamo un po' che dire. Stiamo sempre lavorando a fiamma alta e qui aspettiamo la bollitura dell'acqua e quindi poi possiamo mettere le pappardelle. In questo caso qua io metterò le pappardelle, il tempo di cottura è 5-6 minuti perché sono quelle là all'uovo, perciò sto cercando di sfruttare al massimo la fiamma forte, però comunque se avete più tempo voi fatelo con la fiamma bassa. Vedete quando incomincia ad asciugarsi per dare un altro po' più di sapore, potete anche assaggiare. È buonissimo, manca un po' di sale però, devo metterlo. Voilà ragazzi, un odorino, qualcosa, cioè oggi spacchiamo con questo piatto. Allora, quindi sono 5 minuti di cottura, 4-5 minuti dice il pacchetto. Quindi facciamo srotolare per bene la nostra pasta e dopodiché la andiamo a mettere direttamente là dentro, nel sughetto, conservando l'acqua e facciamo fare poi tutta la cottura proprio pienamente nel sughetto. Quindi la andiamo a prendere con una di queste cose qua. Nel frattempo qua ho aggiunto anche un altro po' d'acqua, veramente un odorino ragazzi, dovete credermi, qualcosa di buono, vedete, per una persona e ok, tutte le volte che comunque penso che la cotoletta stasera non la mangio, che sicuramente farò questo e quello come per stasera pure. Ah, non è una questione di essere fiduciosi, volevo giusto dirlo perché magari avete visto che ho tagliato la cotoletta. No, perché a me non piacciono gli sprechi. Quindi per esempio mettere una cotoletta del genere, cioè alla fine non serviva praticamente a un beato cazzo, no? Allora, adesso andiamo a far fare tutti i minuti di cottura della pasta nel sughetto. Ovviamente la pasta ne ho messa molto di più come di abitudine, lo faccio semplicemente perché io cucino una volta al giorno e quindi facciamo continuare la cottura nella padella. Forever, forever ever never, yeah, never gonna, never gonna over. Voilà, e quindi facciamo continuare la cottura qui. Potete aggiungere logicamente anche
sali, pepe, tutto quello che volete voi, Lo giriamo per bene. Dobbiamo far asciugare tutta quest'acqua, quindi quando arriverà anche alla fase finale della cottura non aggiungete altra acqua. Adesso possiamo aggiungere un po' di pepe, un po' di pepe, un po' di prezzemolo. Getto alla via un secondo, sì. Voilà. Proprio ammasto proprio. Thank you. Un po' che prezzemolo, un po' che spezzettino varie e continuiamo. Voilà. Direte voi ma sponsorizza, ragazzi, per me è tutto più pratico perché onestamente è tutto pratico, queste sono delle ricette inventate, magari se siete delle persone chef, che ne so, possono venire delle idee. Uso schiattamo una foto, non so. Ma sì, ma che se ne fotte. Voilà. Allora ragazzi, piatto terminato, ottimo, direi assaggiato già. Buono per fare tutto quello che voi volete. Voilà, nuova ricetta, nuova situazione. Iscrivetevi se vi volete iscrivere, se non vi volete iscrivere me ne frega proprio un cazzo. Quindi ciao ciao a tutti.